Cari amici, ben ritrovati, buon anno a tutti in ritardo. La Via dei Presepi continua nel suo tour nell'Alto Trevigiano. Siamo qui a Cairano San Marco, siamo nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale e siamo in compagnia di due rappresentanti della Proloco di Cairano, il presidente Giuseppe Spagnol e il nostro carissimo amico Luigino, il volto storico della Proloco. Giuseppe, a te la parola per spiegare questo presepe rivoluzionato dall'anno scorso. Allora sì, intanto ringrazio te Luigi che ci dai sempre questa opportunità di metterci un po', di far vedere quello che possiamo fare qui a Cairano. Quest'anno cosa abbiamo fatto? Quest'anno abbiamo fatto una casa che raffigura un po' una struttura che abbiamo visto su a San Tommaso a Gordino, paese colpito dal Vaia, dove che noi abbiamo consegnato anche un escavatore questo maggio. Allora abbiamo visto un po' una struttura che piaceva e che poteva essere valida per fare il nostro presepe e quest'anno abbiamo cercato di riprodurlo. Mi sembra che nell'insieme sia andato anche bene. Il tempo purtroppo non è che ci sia stato tanto d'aiuto perché ha piovuto, potevamo cominciarlo prima ma non potevamo farlo perché finché piove una volta lo facevamo ma adesso non riusciamo perché a una certa età andiamo a rischio di bloccarci pian pianino insomma, però dai, siamo riusciti, merita, mi sembra anche bello da vedere e consigliabile un po' a tutti quanti quelli che possono venire a visitarlo. Quelli che possono venire a visitarlo perché Luigino è un presepe particolare, è visitabile 24 ore su 24. 24 ore su 24 ed è anche la sua pecca, diciamo, perché può entrare chiunque, anche i malintenzionati. E abbiamo visto in questi giorni un po' di danni. Adesso vanno un po' di moda. Grazie Luigino. For all lang syne, my dear, for all lang... Giuseppe, un'altra piccola chicca qui a Cairano è all'interno della chiesa. Sì, che adesso io vorrei assieme a Luigi andarlo a visitare, è un presepio raffigurante un po' il paese di Cairano, quindi visitabile tranquillamente anche quello. Che dire, Giuseppe, Luigino, Capodanno ormai è passato, però sicuramente i telespettatori hanno piacere di ricevere gli auguri anche dalla Proloco di Cairano. Noi ci vediamo invece domani, un'altra puntata, non si sa dove saremo, indovinate voi, sicuramente su tutti questi teleschermi vi aspettiamo. Dalla Proloco di Cairano, buon anno e buone festività. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet.